Al Guerino Strinati va in scena la penultima giornata di eccellenza femminile tra il Baiardo di Mister Belotti e il Vado di Mister Galliano. Giornata chiave, vero e proprio big match, in quanto le draghette in caso di vittoria sarebbero matematicamente promosse in Serie C. Il Vado dal canto suo deve cercare di conquistare almeno un punto per tenere accese le speranze di sorpasso. La partita comincia sotto il segno del Baiardo, sugli scudi 0, la quale al terzo raccoglie un pallone in mezzo all'area e conclude con il mancino, ma Viglietti fa buona guardia. Ancora protagonista 0 al settimo con la centrocampista che disegna un assist per la corrente Calcagno, ma il risultato non si sblocca. All'ottavo recriminano le ponentine per un presunto tocco di mano in area, ma signor Gentile lascia proseguire e rivediamo le immagini. Ancora Baiardo al sedicesimo con Calcagno che deruba la difesa ospite, ma Viglietti si supera e blinda la porta, anche se ancora per poco. Al 24esimo infatti il Baiardo trova la rete del vantaggio grazie a Coppolino, abile e determinata a sfruttare un rimpallo e a trafiggere la porta rossoblù. Vantaggio per le draghette con la panchina che entra in campo per risultare. Rivediamo il replay. Al 29esimo si fa vivo il Vado con questa conclusione mancina di Bernardi, ma il pallone non impensierisce De Nevi. Al 41esimo l'episodio che cambia definitivamente la sfida. Pesce colleziona ben 2 cartellini gialli per proteste in 30 secondi e lascia le sue compagne in 10 a una manciata di minuti dall'intervallo lungo. A rientro in campo è sempre il Baiardo a dirigere i lavori. Al 48esimo Coppolino conclude di collo esterno con il pallone deviato in calcio d'angolo. Sul corner seguente Viglietti si supera deviando sulla traversa la conclusione di Casa dal cuore dell'area, ma nulla può sulla magia da calcio piazzato al 52esimo. La solita Coppolino disinfesta l'incrocio dei pali e regala così il 2-0 alle sue compagne con una perla che sigilla il risultato. Rivediamo il replay della giocata. Ancora Draghette al 56esimo, al 61esimo grazie alla doppietta di 0. Prima conclude a botta sicura davanti al portiere su assist basso di Coppolino, poi 5 giri di lancette più tardi si inventa una traiettoria a giro dal limite dell'area che prende in controtempo l'estremo difensore e fa esultare tutta la panchina di Casa. Baiardo sul 4-0, rivediamo il replay della giocata. All'83esimo il Vado rimane addirittura in 9 per il doppio giallo a Papa e di lì alla fine c'è spazio solo per la rete del 5-0 da parte del Baiardo. Al 90esimo è Bertoncini a capitalizzare un assist dalla sinistra depositando la palla nel 7 con il piattone di fronte a un incolpevole Viglietti. Comincia così la festa delle neroverdi con la promozione matematica in Serie C. Grande festa sugli spalti con protagonista anche la presidentessa e Rio. Cala così il sipario sul vertice della classifica a una giornata dal termine. Gioco, partita e promozione al Baiardo.